Una manifestazione direi quasi segreta e che ha 170 anni, che per 170 anni viene riproposta l'ultimo giorno del Carnevale nella comunità di Solighetto. Non è l'unica che io sappia nelle regioni italiane, però siamo orgogliosi di ospitare questo evento che è del tutto particolare, per cui la gente del luogo si sospende dal proprio lavoro, dalle proprie attività per ripercorrere queste gesta che sono di questo gioco che porta la gente lungo le strade con queste bocce antiche e poi nelle case dei vari concittadini del borgo. Credo sia una testimonianza quasi da proteggere, anzi sicuramente da valorizzare e da proteggere, di quelli che sono le tradizioni antiche delle nostre comunità, che è il motivo per cui oggi ci troviamo a testimoniare questi 170 anni con la semplicità e senza grandi fasti, ma comunque con la partecipazione viva della comunità e delle proprie famiglie. Pagalorto è nato 170 anni fa, prima cosa, quindi è una delle tradizioni più vecchie del Veneto, tra l'altro, e forse dell'Italia. Nasce per un attimo di goliardia pura, dove c'era questo gruppo che giocavano a bocce e i metà perdenti pagavano il pranzo ai metà vincenti. Nei primi anni veniva fatto sulla strada che portava da Solighetto a Pieve, con una carriola con una damigiana sopra, e era obbligatorio a ogni tiro bere un bicchiere di vino. Adesso è il caso di perdere questa abitudine, visto che andava una damigiana in 10 persone, quindi non è più il caso. Però è rimasto il fatto di poter trovarsi l'ultimo di Carnevale per fare questo gioco sulle strade, fermando il traffico, con un po' di anarchia se si vuole, oppure le colline, dove si gioca ed è rispettata ancora la regola che chi vince e chi perde, che i perdenti devono pagare il pranzo, la cena. No, fatta... ma tutti pagano qualcosa. Tutti pagano qualcosa, però rimane sempre che... Mi stanno chiamando. Comunque questa è la storia in soldoni del Pagalorto, ecco, questa molto velocemente, e portiamo avanti questa tradizione e speriamo vada avanti anche per i prossimi anni.